io questa sera ho bisogno che tu mi faccia da assistente, quindi se gentilmente ti puoi mettere qui. Allora, l'assistente ovviamente ha, un poco giusto, non si guarda mai. Irene, se io ti lascio il microfono, guarda, io l'assistente ha la bacchetta magica, quindi gentilmente prendi la bacchetta, prendila, prendi. Questo non devo guardare. Quindi tu hai paura degli animali? No. Delle persone. Delle persone. No, ma io ti voglio presentare un animale. Massimiliano, puoi chiamare sul papà? Mascarato. No, in realtà ti voglio. Se ti metti qua alla mia destra, ti presento un amico mio che si chiama Totò. Stai buono, Totò? Buono. Stai buono. Buono. Allora, buono. Fai vedere, lui si chiama Totò. Totò, mi raccomando, fai vedere alla signora cosa sai fare. Attenzione, guarda. Hai visto? Tutta aria compressa, se vuole può anche mangiare. Okay. Gentilmente puoi alzare la coda? Alza? Perfetto. Avviate Gioina, 3 giorni che... Adesso tu... puoi ripetere il tuo nome per favore? Ines, scusami. Allora, Ines, tu dovrai dire al mio 3, 1, 2, 3, Totò addormentati. E lui si addormenterà. Quindi, sei pronta? Vai. 1, 2, 3. Sì, vai. 1, 2, 3. No, al mio 3, vai. Ma il 3 lo devi dire tu al mio 3! Al mio 3? Sì, vai. Totò addormentati. No, se ci dice al mio 3 è contrario, perché ci dice al mio 3, 1, 2, 3. Vai. Al mio 3? Al mio 3? Sì. Totò? No, 1, 2, 1, 2, 3. Ci penso io. A domesci, applauso. Che? Il tatore nelle massere in Ma signora, ma non si preoccupi, abbiamo usale, ci vuole usare. Ma chi fa sale qua? La salamo. Bella! Questo linguaggio scurrile io non lo permetto, signora. Padre Gaetano, mi perdoni, dov'ero sempre ma benedici. Ma dov'è Padre Gaetano? In fondo, mi hanno messo indietro, Padre Gaetano. Niente, peccato che è parino. Perché ma la vocazione è quella. La carne è debole, io quando t'arrivo c'è tuote di lambona. Ma perché lei va a messa per Padre Gaetano? Citta, sì. Ma sì. Lei? Scusiamo che ci vai io? Per confessarsi, perché è un bell'uomo. Ah, per lui. È venuta lì una cosa buona, no? Cioè, ma ci si fa guardare. Si fa guardare. Tu ce l'hai pure un tuo parino di me. Ce n'ho uno con la barba che si chiama Alfio. Quando dici questi nomi catanissimi. Ma perché, signora, che c'entra Alfio? Alfio? Mi viene subito un nome. Suo marito non si chiamava Turi? Ma signora, lei ci è arrivata da Alfio a Turi. Mi perdoni. Il suo spirito è sempre qua con noi. Ma perché poi lei tiene vivo sempre questo ricordo di Turi, giusto? Non mai. Sai che non vengo al cimitero, io non ci vengo al cimitero. Ma perché non va al cimitero? No, io mio marito mi prende a casa. Ma perché al cimitero non è mai andato? No, chissà, chi c'è ormai che dai? Chi c'è? Ma c'è. Le reliquie. Non vengo a casa, perciò. Le reliquie. Aspetta un attimo. Le reliquie senza la Dio. Aspetta un attimo. Sicuro, le reliquie. Che vuol dire un meglio là io a casa? Scusate un attimo. Non l'ha ancora riportato il cimitero. Come ti sa, signora, sa mise su tasale. Signora, ma come sarà tu mettere su tasale magari lei, no? Ma perché, che senso? No, io no, ce l'ho conservata. Ma cosa ci ha conservato? Cristiana, darci a mangiare per me mi pareva peccato. Ma com'è successo? Com'è successo? È la legge dell'amore, una dura legge alla quale nessuno si può sottrarre. Come si suol dire, dura lex, sed lex. Ah, non durava a letto con la sua ex. Era impotente. Poveretto, così giovane. Ma non c'era una cura. Ma non c'è. Ma come non c'è? Ora c'è. Ma dove l'hai finito?
Oh, ma dove eri finito? Sì, finito, hai ragione, era un uomo finito. Poi era finito là sul lastrico, poi all'improvviso ed è stato colpito da un fulmine al ciel sereno. Ah, era sereno ed è stato colpito da un fulmine. È stato uno shock. Ma quale shock? È stato un minchione, è stato. Ma dimmi la verità, l'ha fatto per soldi? Ma l'ha fatto per soldi? Oh, ma l'ha fatto per soldi! Che salario! Si è perduto! Ma l'ha fatto per soldi! Sì, soldi, come ti dicevo, era sul lastrico ed è stato costretto a, senza nemmeno un segnale. Ah, il fulmine l'ha colpito sull'attico mentre cercava il segnale! Immagini! Ah, l'ha fottuto in digitale. Lo sapevo, è stato e sarà la nostra rovina, lo sapevo. Oh no! Chi ha detto? Ha detto sì, si è sposato. Ma quello tu, Te l'avevo detto io, sono sempre migliori che se ne vanno.